Gianfranco Sonego, sindaco della piccola Dogna, anche lei a protestare contro questa riforma delle UTI, e nel vostro caso in particolare c'è ancora un problema che si sta trascinando, quello dei conti del comune. Sì, è una questione aperta con l'assessore Panontin che da 2 o 3 mesi a questa parte, ma visto che io faccio parte dei 57 sindaci ribelli, come tale si comporta anche per darmi le risposte inerenti al mio comune. Che i problemi del comune di Dogna non è un problema che si vuole tenere a galla, perché se si vuole risolvere la regione ne ha facoltà, in 10 minuti si può risolvere il problema, però è una presa di posizione del dottor Panontin, che anche quando io sono stato chiamato io pensavo di parlare con l'assessore alle autonomie locali, ma le risposte sono state date da un assessore del PD. C'è proprio un muro di non voler affrontare la situazione di Dogna. Lui pubblicamente ha detto anche nella stampa che ha aiutato il sindaco di Dogna. Non è vero che ha aiutato, perché i 200.000 euro che io ho avuto dal comune di Dogna sono soldi del fondo di rotazione regionale che io devo interamente restituire. Gli unici che hanno pagato al comune di Dogna sono i cittadini con l'aumento delle tasse da 2 anni. Questi sono gli unici che hanno pagato e che hanno sostenuto il comune di Dogna. Ed è per questo motivo che io chiedo l'intervento della Regione, perché visto che il cittadino ha contribuito a un danno che non ha commesso, che non ha nessuna colpa il cittadino, la Regione deve intervenire, perché la legalità non è un reato dare la legalità a un comune, ma è un dovere istituzionale.